Buongiorno e ben ritrovati ad ore 13, come ogni giovedì dedicata alla CGIL. A CGIL risponde qui in studio per rispondere anche ai vostri quesiti che potete porre allo 0422 1626 798. Oggi lo vedete anche dal titolo in sovrimpressione, insomma siamo alla vigilia di un altro importante appuntamento, celebrazione del 1° maggio, festa dei lavoratori, e parleremo proprio di lavoratori, di lavoro a 360 gradi, lo faremo insieme ai nostri graditissimi ospiti che ringrazio subito per essere qui con noi. Iniziamo dalle donne, iniziamo da Sara Pasqualin, della segretaria generale della FLAI Treviso, FLAI ovvero Federazione Lavoratori Agroindustria. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Grazie a Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL Treviso. Buongiorno. E stiamo aspettando, a momenti sarà qui Paolino Barbiero, segretario generale dello SPI Treviso della CGIL. Allora, abbiamo detto, Vendrame, lavoro a 360 gradi, festa del lavoro che ogni anno assume un connotato diverso. Quest'anno poi entreremo nello specifico delle varie manifestazioni in programma. Quest'anno su che cosa avvertirà in particolare la festa del lavoro? Quest'anno si è deciso a livello nazionale unitariamente, quindi come CGIL e CISL UIL, che il tema del 1° maggio è la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo di fronte purtroppo agli eventi drammatici, pochi giorni fa nel veneziano nuovamente un'altra persona, delle morti sul lavoro. La nostra attenzione è massima sul tema della sicurezza e vorremmo appunto non dover vedere ogni giorno sul giornale gli esiti di poca attenzione da tutti i punti di vista. Allora, proprio per cercare in qualche modo di dare un segnale forte, unitariamente è stato deciso che tutte le iniziative di CGIL e CISL UIL abbiano al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Devo dire che a Treviso, nell'iniziativa di Treviso che si svolgerà a Vittorio Veneto alle 10 del 1° maggio, abbiamo deciso di aggiungere un altro argomento perché ci pareva giusto nel 2018 a Vittorio Veneto anche festeggiare lo scoppio della pace. A me piace questo argomento perché si parla sempre di scoppio della guerra, ma la pace che secondo me ha un rumore ancora più fragoroso. Il filo conduttore delle iniziative organizzate proprio anche dal comune di Vittorio Veneto, esatto, quindi concentrarsi su questo. Noi ci abbiamo aggiunto un tema aggiuntivo, non perché riteniamo che quello sulla sicurezza del lavoro sia secondario, anzi pensiamo che le due cose siano strettamente legate, perché tutto sommato pace e sicurezza sul lavoro vuol dire vivere tranquilli in entrambi i casi, in condizioni di gestione civile dei rapporti di qualsiasi tipo, da qualsiasi punto di vista. Poi terremo anche con Sara Pasqualina a parlare nel dettaglio un po' anche per quanto riguarda proprio il settore dell'agroindustria, di quanto sia importante l'attenzione. Intanto salutiamo, perché come per magia si è serializzato Paolino Barbiero, ben arrivato. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Lavoro. La domanda delle domande, a che punto siamo? Si è parlato, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, della luce in fondo al tunnel, della crisi alle spalle, dei settori che stanno riprendendo. È così? C'è davvero questa crisi passata? Sarebbe ingiusto, soprattutto per i nostri territori, dire che non c'è una ripresa. La ripresa c'è. Il problema è che la poca attenzione sul fattore lavoro di questi anni sta generando una ripresa che però non è abbastanza, non soddisfa soprattutto sulla qualità di quei posti di lavoro. Riprendendo il tema della sicurezza, purtroppo aver svalorizzato il ruolo dei lavoratori con un atteggiamento non sempre positivo anche nei confronti delle organizzazioni sindacali ha fatto perdere la dimensione di quello che è appunto il valore delle persone all'interno dei luoghi di lavoro. Questo comporta anche un problema sul tema della sicurezza. Quando tu, lavoratore, lavori 3 giorni da una parte, poi cambi posto di lavoro, vai da un'altra ancora, stai in un periodo di disoccupazione, non sviluppi professionalità, non sei motivato, e questo ha un'incidenza anche sul tema della sicurezza. Questa è la situazione, c'è una ripresa, ma purtroppo non si capisce quanto ancora ci sia da fare per consolidare
i luoghi di lavoro sotto il profilo del rapporto di lavoro e in particolare nella risposta ai bisogni delle persone. Se consideriamo il lavoro un fattore produttivo come una macchina, è chiaro che poi in realtà non riusciamo a scaricare quella ripresa economica sulle persone in carne ed ossa. Questo è quello che ancora manca e noi vorremmo anche col 1° maggio proprio in qualche modo porre l'attenzione alla necessità di investire sulle persone. Sara Pasqualini, possiamo dire che il settore che lei segue è uno dei pochi forse che sta registrando dei segni positivi, quindi dove l'occupazione in effetti va bene o comunque insomma c'è una ripresa? Sì, effettivamente l'agroalimentare ha tenuto botta, nel senso che già nel periodo della crisi comunque le aziende, le industrie alimentari sono quelle che hanno trainato un po' l'economia, hanno mantenuto i numeri e i livelli occupazionali, mentre altri settori erano un po' più in crisi. E per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo avuto una crescita cioè un aumento di occupazione, nel senso che molti, anche giovani, si sono avvicinati al settore dell'agricoltura. Dopodiché l'agricoltura è un po' il settore che ad oggi ci preoccupa di più sotto il punto di vista della sicurezza, perché lì di infortuni ne succedono spesso e anche di tanti casi di morti. Ecco, la domanda sarebbe il perché succedono, cioè che cosa viene a mancare, quello che, ricollegandosi a quello che ha detto Vendrame, manca l'attenzione sul lavoratore, sulla figura del lavoratore. Questo. Ma in realtà il concetto parte da lì, proprio anche il ragionamento che ha fatto Giacomo, nel senso che la produttività, si chiede sempre una maggiore produttività, nella maggiore produttività si sottovaluta e si fa poca attenzione a quelle che sono le dinamiche con cui il lavoratore svolge quell'attività. Quindi anche tutto il materiale che una persona deve portare, le protezioni, vengono sottovalutate, è facile che non vengano utilizzate, di conseguenza possono creare infortuni, possono creare disattenzioni e il lavoratore può farsi male. Lì dove capitano casi dove ci si fa male. Poi ci sono casi dove si rischia la vita, è successo anche il mese scorso qui a San Biagio, nel comune di San Biagio, che un autista è finito sotto un camion di terriccio, che è una cosa che sembra che non possa succedere, nel senso che ci domandiamo come possono succedere queste cose. Dopodiché le dinamiche vanno studiate, vanno analizzate, spesso e volentieri è la disattenzione di tutta la parte, sia dell'azienda sia del lavoratore, e la mancanza di procedure che vadano a tutelare l'attività del lavoro. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io penso che ormai le feste cosiddette feste del popolo siano una prerogativa solo ed esclusivamente della paranoia ed è patetico, visto cosa è successo il 25 aprile e visto cosa succederà col 1° maggio, che sarà sì e no il grande concertone a Roma capitale. Volevo una domanda sintetica a Paolino Barbiere, però hanno disponibilità anche gli altri a darmi risposta. Se ti vuoi spiegare in poche parole, Paolino Barbiere, cosa significa un altro onere, gli oneri figurativi, che sono altri privilegi dei cosiddetti parlamentari. Cosa sono gli oneri figurativi ai parlamentari? Grazie. Grazie per la nostra telespettatrice. Chi vuole rispondere? Prego. Tanto rispondo io alla signora. Rispondo dicendo che non sono d'accordo con le valutazioni che ha fatto, perché un paese che perde la sua memoria è un paese destinato a star male. È chiaro che quando si fanno le iniziative come quelle di ieri ci sono degli imbecilli, perché quelli che hanno protestato il 25 aprile a Roma piuttosto che a Milano, dire imbecilli è dire poco per non usare parole più pesanti. Dobbiamo invece ricordarci che la libertà che abbiamo oggi e che molto spesso se la vogliono togliere, anzi in molti casi riescono anche a togliersela, è frutto di quelle persone che hanno scelto di sgombrare il campo dal fascismo e dal nazifascismo. Il 1° maggio non è una festa nata per caso, anche questa è una festa nata a livello internazionale proprio rispetto a diritti che venivano negati a milioni di persone, tanto è vero che è una delle poche feste che è internazionali da questo punto di vista.
Poi chiaramente con i tempi moderni è sempre più complicato, perché se pensiamo a tutte le persone che una volta sabato e la domenica non lavoravano e oggi invece bisogna lavorare anche il 1° maggio e contrastare questo, è complicato, ma dobbiamo anche renderci conto che al di là del 1° maggio e del 25 aprile molte opportunità occupazionali, specialmente per le donne, sono arrivate proprio per questo lavoro che si concentra nel weekend, quindi ci sono contraddizioni e opportunità come sempre, la modernità non è mai neutra, tornare indietro non si può, bisogna guardare avanti trovando anche nuovi equilibri e le iniziative come queste servono proprio per non disperdere la nostra memoria e ricostruire anche proposte per il futuro. Poi per quanto riguarda gli oneri figurativi, sono gli oneri che hanno i parlamentari, che sostanzialmente se vengono eletti in Parlamento e hanno come si dice, un'altra attività, possono far continuare per la propria attività gli oneri figurativi per la pensione che viene aggiunta al vitalizio. Però anche su questo il governo uscente è stato l'unico governo che è riuscito a modificare il sistema dei vitalizi, certo. Okay? C'è ancora il problema, e noi su questo stiamo evidenziando che è ora che si intervenga sui vitalizi maturati prima, ma oggi il sistema previdenziale dei parlamentari è stato adeguato al sistema che vale per tutti, quindi in base ai contributi versati. Poi c'è questa possibilità di sommatoria che va tolta. Allora, anche qui, siccome mi pare che tra gli esponenti di chi ha vinto le elezioni ci sia chi ha promesso mari e monti su questa cosa qua, speriamo che queste promesse vengano mantenute, così una volta per tutte questa discussione sui vitalizi è finita. Lo dico perché mentre discutiamo di vitalizi non discutiamo dei problemi veri che hanno i pensionati e che tra l'altro il 1° maggio assieme ai lavoratori saranno in piazza, perché sono stati lavoratori, lo sono ancora. Penso a tutti quei pensionati che danno una mano alla famiglia, che aiutano le giovani coppie rispetto ai servizi che mancano, quindi i pensionati non si stancano mai di lavorare. Prima lavoravano per costruirsi un futuro, adesso aiutano, magari sono integrazione della propria famiglia. Ed è chiaro che il 1° maggio il segnale che vogliamo dare tutti assieme è quello di non arrenderci rispetto alla situazione di disagio che il Paese sta vivendo. E tra l'altro, lo diceva prima Giacomo, lo stiamo combinando anche con il 1918, perché in quegli anni non si festeggiava il 1° maggio. In quegli anni si moriva nelle trincee, anche dopo, perché è arrivato il fascismo, non possiamo dimenticarcelo, perché alla fine della guerra, dopo poco tempo, perché la classe politica non ha saputo tenere insieme il nostro popolo, è arrivato il fascismo con tutto quello che ha portato poi per oltre 20 anni. E quindi è un 1° maggio che deve tentare di dare speranza a noi pensionati, ma anche alle nuove generazioni. E quando si parla di pensioni bisognerebbe cominciare a parlare delle pensioni che dovrebbero essere correttamente più valutate, perché sono ormai valutate a ribasso. Se pensiamo al blocco che c'è stato, molti pensionati hanno perso mediamente 100 euro al mese, e quando parliamo di lavoratori, prima sentivo nell'agricoltura come sta girando e come in altre parti, è vero che c'è una ripresa, però dobbiamo stare attenti che questa ripresa porta con sé anche molto lavoro sottopagato. Cioè, quindi tu puoi avere anche un contratto indeterminato, no? Perché tutti vogliono un contratto indeterminato, ma se fai 40 ore e prendi 800 euro al mese sei povero, questo è il punto. Quindi noi dobbiamo superare il precariato rispetto alle forme perverse che ci sono di ingresso nel mercato del lavoro, e dall'altra parte dobbiamo superare anche quelle forme che ti danno una continuità di lavoro ma non ti danno un reddito sufficiente per crearti una prospettiva. Cioè, lavorare per essere povero credo che sia una cosa che non va bene in assoluto, bisogna sicuramente cambiarla. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, state con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con Ore 13 CGIL risponde, abbiamo una telefonata in linea, pronto, buongiorno. È caduta forse. Non c'è più la telefonata. Buongiorno. Buongiorno, prego. Ecco, no, volevo rispondere un attimino alla signora che ha parlato prima. Mi chiamo Mario, da Venezia. Sì. Allora volevo rispondere un attimino al discorso dei sindacalisti e dell'operato dei lavoratori. Cioè, io sono un artigiano, se cadiamo noi
tra virgolette, cade mezza Italia. Dopo, un'altra cosa volevo dire, voi sindacalista, se non ho sbagliato a capire, avete dei privilegi rispetto a altre persone che non sono sindacalisti, sono operai o artigiani. Mi spieghi questo per cortesia? No. Grazie. Grazie. Si ritorna al... Noi privilegi non ne abbiamo, nel senso che noi abbiamo il privilegio, nella stragrande maggioranza di chi fa sindacato, di uscire dal luogo di lavoro attraverso una legge che è la legge 300, ma è l'unico privilegio, nel senso che non so come dire, non si svolge il lavoro di prima perché facciamo rappresentanza sindacale, ma sotto il profilo economico, voglio dire, i nostri conti sono trasparenti, abbiamo un regolamento nazionale che ognuno può andare a consultare e anche le cifre stratosferiche che ogni tanto vengono dette non sono assolutamente vere, quindi privilegi non ne abbiamo, esistono delle leggi nel nostro paese, quelle regolamentano l'attività di carattere sindacale, ma sfido chiunque a trovare un elemento di privilegio nell'attività che un sindacalista fa oggi. Questo vale da Treviso a Roma. Poi è chiaro che il sindacalista che fa male il suo lavoro c'è come in tutte le altre cose, ma non parliamo di privilegi, questo è poco. Dopo io non capisco, signore, nessuno dice che il paese sta solo sulle spalle dei lavoratori, sta sulle spalle di tutti. Il punto vero è che in questo paese bisogna riconoscere finalmente che grazie ai lavoratori il paese continua ad andare avanti, non solo grazie a loro, ma non si dice mai grazie ai lavoratori, e questo è il punto. Allora, quello che diceva anche Paolino è assolutamente vero, qualità del posto di lavoro, ma anche salari, cioè si continua a chiedere competenze, professionalità, sacrifici ai lavoratori, ma li si manda in pensione sempre più tardi e alla fine nei luoghi di lavoro non gli si dà il giusto contributo di carattere economico da tutti i punti di vista, perché non è solo salario, sono anche appunto condizioni di lavoro. Questa è la cosa che non funziona più, perché poi abbiamo, ed è la prima volta dal dopoguerra, nel secondo dopoguerra, non 1918 che faceva riferimento a Paolino, è la prima volta che dei lavoratori, delle persone che lavorano non hanno la possibilità di emanciparsi al 100%. Perché le generazioni future, voglio dire, avevano un lavoro e riuscivano a costruirsi una prospettiva, a fare delle scelte di vita che gli davano una prospettiva, chiaramente mettendoci impegno, tanti doveri, perché poi dimentichiamo che comunque sono sottoposti a doveri anche i lavoratori. Oggi un lavoratore non è detto che nonostante abbia un posto di lavoro possa garantirsi delle scelte libere per quanto riguarda la sua esistenza, sua e della famiglia. Bisognerà fare una riflessione, perché lì dentro ci può cadere chiunque, non è che ci cadono, se permettete, solo gli sfigati, ci cade chiunque, per varie questioni. Allora, delle regole e delle condizioni che favoriscano invece la qualità del lavoro, penso vada a beneficio di tutti. Spesso vedrete, quando parliamo di una ripresa dei posti dell'occupazione, poi andando ad analizzare si vedono, appunto, ne faceva riferimento prima anche Barbiero, che tipo di contratti vengono proposti, quindi poi in effetti va soppesato quanto questa ripresa poi corrisponda con condizioni contrattuali di retribuzione che possono dare poi una prospettiva futura. Spesse volte parliamo di una ripresa perché crescono i numeri di chi ha un lavoro, però bisogna vedere anche la qualità del lavoro che ha. Sì, ma spesso viene utilizzata in maniera distorta la discussione. Nel momento in cui, ad esempio, cerchi un ingegnere per un lavoro in un ambito industriale, faccio un esempio a caso, e la prima proposta a quell'ingegnere è uno stage, è chiaro che quell'ingegnere, per amor proprio, prima di accettarlo, poi lo accetta se non ha alternative, ma prima di accettarlo si guarda da altre parti, compreso l'estero, perché poi la gente si muove. Allora, il punto vero è, se vuoi una persona che ha una professionalità, la paghi, è sempre stato così. Dopo c'è il problema che si offrono veramente condizioni a cui è difficile dir sì, salvo che non hai uno stato di necessità tale per cui lo accetti. Però anche su questo va fatta una riflessione. Allora, articoli di giornali che escono costantemente, non si trova quel posto di lavoro. Io penso che sia il miglior modo che hanno trovato per farsi pubblicità quelle realtà senza neanche pagarla, perché ormai non ha ragione, tant'è che il giorno dopo che vanno sui giornali gli arrivano i curriculum a raffica, perché la gente ha bisogno di lavorare, poi bisogna vedere e che pubblicizzino anche le condizioni che mettono a disposizione i lavoratori, mettano nero su bianco quello che propongono a quei lavoratori, a quel punto abbiamo la massima trasparenza e ognuno può valutare se quello che viene proposto è accettabile o no. Poi ripeto, il lavoratore che accetta c'è perché ha bisogno di lavorare, cioè è poco da fare, è sempre stato così, d'altronde il diritto al lavoro si fonda
esattamente su questa logica, che uno allo stato di necessità deve lavorare. Il punto vero è che dovreste avere delle condizioni che vanno verso il positivo e la crescita delle persone e della società, perché poi altra cosa che non si è capita, che se dai un po' di più risorse ai lavoratori probabilmente l'economia gira meglio, invece se impoverisci una parte del mondo del lavoro stai impoverendo una parte del paese. Circolo vizioso. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno, prego. Sono Mario da Roncade. Volevo fare una piccola precisazione, diciamo. No? Io sono una vita che vado sempre il 1° maggio e una festa che non vado sempre perché mi piace. Però volevo dire anche una cosa, cioè se noi siamo quasi l'80%, siamo tutti pensionati, ho fatto caso, 70-80%, gli operai ce ne sono pochi, i lavoratori ce ne sono pochi. Io proporrei anche prima di andare a Vittorio Veneto, diciamo, di andare a questi centri commerciali, non dico dalla polizia perché loro devono lavorare con le ambulanze, ma andare ai centri commerciali con dei volantini e dire: guardate che siete voi i lavoratori che dovete venire alla festa e fare festa, non solo i pensionati e qualche lavoratore perché magari in cassa integrazione. Volevo solo precisare questo, grazie. Grazie a lei. Il nostro spettatore ha toccato un punto essenziale, quello dei negozi, delle aperture nei giorni, nelle domeniche, nei giorni festivi, e, insomma, si va in giro, si vede il cartello con scritto aperti il 1° maggio. E lì si va, Sara Pasqualina, prima Barbiero faceva un riferimento molto interessante dicendo molte donne hanno avuto questa opportunità grazie appunto alle aperture. Però si va in qualche modo, sono i due aspetti, due volti della stessa medaglia, si dà lavoro, ma che lavoro è? Se poi si vanno a togliere attenzione alla famiglia, insomma, al passatempo che una donna ha bisogno di avere fuori dal luogo di lavoro. Sì, perché sì, effettivamente poi nei centri commerciali, nei negozi e anche nei supermercati noi la presenza femminile è quella che vediamo di maggior numero, insomma. Sicuramente questa situazione qua è un po' l'altra faccia della medaglia, nel senso che la donna si è avvicinata al mondo del lavoro anche per necessità di sostegno alla famiglia, perché anche il ragionamento, seguendo il ragionamento che abbiamo fatto anche prima, oggi come oggi è difficile che una famiglia monoreddito riesca a garantirsi una condizione di vita sostenibile, insomma. E quindi spesso e volentieri anche la donna, fortunatamente poi, perché il fatto di avere anche una propria autonomia dà anche un ruolo alla donna, e si è avvicinata al mondo del lavoro, però le condizioni che vediamo, le condizioni contrattuali sono queste, una flessibilità completamente diversa rispetto a quelli che sono i tempi della gestione della famiglia, perché sabati e domeniche a volte fanno anche gli orari spezzati, nel senso che magari vanno alla mattina, devono andare a casa, poi devono ritornare al pomeriggio, che una vita quindi sono addirittura più nel transito casa-lavoro che con la famiglia, anche per gestire appunto i figli, piuttosto che spazi di vita con la propria famiglia. Quindi in realtà questa è la situazione. Dopodiché sulle donne c'è tutta, ad oggi c'è sempre stato e continua ad esserci in Italia il gravissimo problema che spesso una donna che è madre viene considerata poco produttiva nell'ambiente lavorativo. Spesso e volentieri chi è madre e quindi fa la maternità e figli soprattutto piccoli, generalmente i datori di lavoro gli danno spazi diversi, non si guarda tanto il ruolo e le capacità della donna, ma si guarda la disponibilità, principalmente la disponibilità. Non sono leggende quelle della donna che va a fare il colloquio di lavoro e gli viene chiesto se è sposata, se è figlia. Cosa che non si potrebbe fare, tra l'altro, perché è discriminatorio. Ecco, questa è una cosa importante. Non si può fare, dopo il problema è che rispetto a una cosa del genere non hai un meccanismo sanzionatorio, nel senso che chiaramente io vado a fare un colloquio e me lo chiedono. Dovresti avere grande fratello. Esatto, quindi, però non si potrebbe fare, cioè il senso, la legge lo prevede, altrimenti è discriminatorio rispetto all'assunzione. Io volevo riportare sulla questione dei sabati, domeniche lavorativi e festività. Allora, detto e premesso che secondo me alcune festività sarebbe bene che tutti stessero a casa,
tutti stessero a casa, proprio per in qualche modo sancire un principio di stiamo a casa per quel determinato motivo e quel giorno è un giorno di festa. Detto questo, il problema di lavorare nei giorni festivi non è un problema in assoluto. Paolino faceva riferimento, nell'industria, ma come in molti ambiti pubblici, l'ospedale, si lavora sabato e domenica. Il problema è esattamente quello che diceva Sara, cioè se gestiamo questo meccanismo dando valore al lavoro e non chiedendo flessibilità all'infinito, e quindi organizzando quel lavoro anche nei turni festivi, ma riconoscendo, perché uno che fa il turno di sabato e domenica nelle fabbriche spesso ha aumento di stipendio che va dal 10 al 30% ad esempio, come i turni di notte e via dicendo. Nell'ambito in particolare del commercio queste regole sono completamente saltate, per cui ci sono dei lavoratori che lavorano solo sabato e domenica a condizioni che, con quello che comporta quello che diceva Sara, quindi questioni di organizzazione orario, addirittura chiedono la massima flessibilità sulla gestione dell'orario, quindi io non so che orario avrò quella settimana perché me lo comunicano poche ore prima della fine della settimana che sto lavorando. Allora questo è inconcepibile, perché vuol dire che una persona è oggettivamente succube del proprio posto di lavoro. Se invece è un sistema organizzato, a quel punto le persone si organizzano rispetto a quel tempo lavoro, ma il problema è il rapporto tempo-vita, tempo-lavoro, che non può essere flessibile, per cui non c'è un confine, perché altrimenti le persone, voglio dire, rischiano semplicemente di dover vivere per lavorare, e mi pare che non sia una condizione accettabile, insomma. La Regione Veneto ha presentato proprio le settimane scorse una proposta da presentare in Parlamento dove si fisserebbero 12 giorni e quelli dovrebbero essere rispettati da tutti all'interno del settore commerciale, cercando di sorpassare il meccanismo è saltato col governo Monti, che ha liberalizzato totalmente. Prima c'erano un tot, se non sbaglio, ognuno in regione poi aveva un grado di flessibilità, ma erano tipo una cosa tipo 20, adesso non ricordo, devo essere sincero, tot domeniche che potevano essere aperte l'anno, e ogni struttura si gestiva quelle aperture, che chiaramente venivano concentrate in periodi particolari, che erano quelli festivi, natalizi e via dicendo. Però avevi una gestione, e con la totale liberalizzazione tra l'altro si è creata una concorrenza tra i soggetti con dei costi che sono aumentati, perché poi in realtà aumentano. Il problema è che se non tengono aperto rischiano di perdere rispetto al concorrente, invece di avere una concorrenza favorevole è una concorrenza sfavorevole, e quello sfavore si basa tutta sulla spalla dei lavoratori, in questo caso spesso lavoratrici, e questo è il tema. Allora cerchiamo di regolamentare la cosa, che probabilmente ne abbiamo beneficio tutti. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sono Marco da Mogliano Veneto. Buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Mogliano Veneto. Volevo sottolineare ai rappresentanti della CGIL che con le bandiere rosse non si risolve il problema dei pensionati né dei lavoratori. E un'altra cosa, io sono da 21 anni iscritto alla legge 68, non ho mai lavorato, e praticamente quando c'erano i voucher potevo fare qualche lavoretto, adesso niente. Il 1° maggio non serve proprio a niente, scusa se glielo dico. Paolino Barbiero, si ritorna a questo, alla domanda di prima. Il mondo è bello perché è vario, quindi è la sua opinione, non la condividiamo. Io penso che appunto il 1° maggio, il 25 aprile e il 2 giugno siano date importanti del nostro paese e della nostra storia. Se poi uno non lo vuole ricordare, queste feste ci hanno anche consentito di avere la libertà di esprimersi, perché se non ci fossero forse non avrebbe neanche la libertà di esprimersi in questo modo, dovrebbe stare zitto rispetto a quello che ci imponevano i fascisti all'epoca. Io ricordo che comunque noi non pensiamo di risolvere i problemi con le bandiere rosse, noi risolviamo i problemi con il nostro lavoro. Detto questo, cioè noi pensiamo anche che il 68 è passato, perché siamo nel 2018 e bisogna affrontare i problemi per quelli che sono, e bisogna affrontarli facendo più sindacato. E quando dico facendo più sindacato, il problema non è che devono essere più bravi i sindacalisti, devono essere più bravi i lavoratori e le lavoratrici, perché il sindacato ha la capacità di stare insieme. Allora, se si vogliono cambiare le cose che non vanno bene, bisogna mettersi d'accordo, e poi quando si è d'accordo avere comportamenti che sono uniformi. Cioè la grande distribuzione, specialmente le multinazionali, ogni tanto abbiamo l'opportunità di andare in giro per l'Europa, si comportano diversamente rispetto alle modalità che nel paese sono offerte, anche culturali. Cioè se vai in Austria, chiudono alle 6 di sera e a sabato pomeriggio è chiuso, la domenica qualcuno, quello che serve. Allora, non è che i cittadini austriaci non riescono a fare la spesa o muoiono di fame, ok?
sono educati in modo diverso. E allora anche qui, invece di spostare tutto sul sabato e la domenica, se c'è la necessità di favorire la famiglia, si sposti sul nostro orario dove si apre 6 giorni, 7, quello che è, per 12 ore, che così fai turni di 6 ore, la persona fa le 6 ore e poi ha sul tempo libero e può programmare la sua giornata. Quando invece ti dicono domani vieni alle 4, dopodomani vieni alle 6, uno dice scusa, ma non posso venire, ecco la solita donna che non ha voglia di fare niente. Domandati se magari ha un figlio a casa e deve trovare il problema a chi lasciare il figlio perché tu gli cambi la... Domandati questo e domandati se lo chiedessero a te che parli tanto per niente, se sei disposto a farlo. Delle volte le cose sono semplici, banali, ma sono queste. E tra l'altro non solo per quello che vediamo noi, questo c'è nel commercio, pensiamo anche a tutti i servizi che il pubblico ha esternalizzato, gli appalti esternalizzati, dove cambiano gli orari dalla mattina alla sera e se uno dice no si arrabbiano anche. Il problema non è questo, bisogna che tu hai una programmazione di base e dentro a questa programmazione di base gestisci le flessibilità, se no c'è un altro fatto, laddove ti chiedono la reperibilità, tu stai a casa ad aspettare che ti chiamano, ma ti pagano e fai la reperibilità una volta alla settimana, perché la settimana dopo sei libero e chi vuole quel tipo di reperibilità la paga e la riconosce e uno dice so che ho questo sacrificio, prendo quei soldi, sono reperibili, mi possono chiamare in qualsiasi momento, vuol dire che quei soldi in quella settimana prenderò qualcuno che se serve all'occorrenza sarà pronto a badare ai miei figli o mia madre se sta male, altrimenti non so che pesci pigliare. Quindi delle volte si guarda sempre la posizione singola della persona. Prima sentivo l'artigiano, io sono d'accordo, vengo da una famiglia di artigiani, che gli artigiani sono quelli che hanno tenuto botta, che hanno tenuto duro, che hanno rinunciato delle volte anche a perdere tutto il patrimonio perché dovevano dare i soldi dipendente rispetto al grande imprenditore che invece se ne strafrega. Però c'è di tutto anche là, dobbiamo dircelo. Perché se tu sei artigiano e dichiari il minimo che devi dichiarare 14.000 euro e sei veramente dentro a 14.000 euro va benissimo, ma quando invece ti fermi al minimo e ne prendi 3-4 volte il doppio e poi una pensione minima di 500 euro ti lamenti che la pensione è bassa e nel frattempo quei soldi che non hai dichiarato hai preso 4 appartamenti e li metti in affitto, bisogna finirla. Allora, ci sono gente che non si comporta correttamente, ci sono in tutte le categorie, noi ci assumiamo responsabilità, ma non vengano a farci la predica a noi, bisogna guardare in tutti i sistemi di rappresentanza, ce n'è per tutti, quindi bisogna avere il coraggio di mettere mano ai problemi, non guardare chi è stato più furbo, perché furbi, chi ha potuto in questo paese, lo hanno fatto tutti. Pubblicità tra poco. Bentornati in diretta con Ore 13 CGIL risponde. Stavamo parlando su spunto di un nostro telespettatore della liberalizzazione degli orari di apertura. Barbiero, poi tra l'altro spesso si trova la scusa del appunto far cassa, ne aveva accennato anche prima Vendrame, ma non è detto che questo comporti poi un introito, un fatturato maggiore rispetto a quello della settimana. La capacità di spesa delle persone è quella. Quindi che tu la sposti a sabato e alla domenica o che la tieni durante la settimana va solo ripensato tutto il sistema. Allora ci sono i servizi essenziali ed è chiaro che quelli servono, se uno sta male deve avere qualcuno che li cura, ma per esempio andiamo a vedere i servizi essenziali, neanche il medico in medicina generale è aperto sabato e la domenica, abbiamo difficoltà a farli aprire 12 ore, tanto è vero che poi se qualcuno ha qualcosa che non sa che pesci pigliare va al pronto soccorso e in casa al pronto soccorso, che non dovrebbe essere quel servizio. Allora, alla fine sono tutti quanti che spiegano agli altri cosa si deve fare e invece bisogna mettere in ordine tutte le situazioni critiche che si sono evolute con la modernità e con le trasformazioni, sapendo che, come diceva Charlie Brown, quello che oggi metti a posto, domani mattina ti potrebbe venire cambiato perché le cose cambiano in continuazione. Sulla grande distribuzione, il ragionamento anche che stiamo facendo è, guardate, queste multinazionali stanno deteriorando il sistema perché dove arriva uno arriva l'altro, dove arriva l'altro tutti quanti là, alla fine raddoppiano gli scaffali, i metri di scaffali in cui c'è di tutto e di più, dal mangiare al bere al vestire, e le persone che devono mangiare, bere e vestirsi sono sempre quelle, anzi sono in diminuzione e tra l'altro complessivamente il reddito medio è in diminuzione, questo è il punto. Noi su questo siamo profondamente preoccupati perché in particolare sulla provincia di Treviso che conosciamo meglio, noi pensiamo che la prossima problema occupazionale possa essere legata proprio ai supermercati, perché non è possibile pensare una crescita così esponenziale dei metri commerciali e tutto quando appunto i redditi in realtà non sono aumentati. Tant'è che in alcuni processi
successi e anche stiamo intervenendo per salvaguardare l'occupazione. Non vorrei che succedesse esattamente quanto è successo con i capannoni industriali, che a un certo punto c'erano capannoni industriali ovunque, col fatto che poi noi abbiamo dovuto fotografarli vuoti. Anche i centri commerciali rischiano a un certo punto di svuotarsi proprio per effetto di questi meccanismi, quindi insomma bisogna avere attenzione e anche qui una programmazione seria permetterebbe di evitare problemi per il futuro. Anche perché con una società che invecchia hanno qualche difficoltà in più a spostarsi fuori dal paese e andare nei centri commerciali, quindi ritornano nei negozi di prossimità. Un'altra telefonata? Pronto? Sì, pronto. Prego, buongiorno. Sono Sante da Oderzo. Vorrei intervenire per quanto riguardano i supermercati, cioè le grosse aziende che aprono la domenica e il sabato pomeriggio. È una vergogna per questo. Ma questo non dipende dall'operaio, dipende da chi ha fatto la legge per far vedere. Quando era al governo, Barbiero si ricorda, chi ha fatto questa legge dell'apertura delle domeniche? Le avete fatte voi per far vedere alla gente che c'era un aumento di assunzioni, il mercato si gira. È vero o no, signor dottor Barbiero? Questa cosa qua l'avete fatta voi. Lui non era al governo. Non ci sono mai stato. Sì. Quindi... No, avete fatto, cioè il vostro partito, insomma, l'avete fatto voi per far vedere il PD, il vostro partito del PD. Allora, per far vedere alla gente, per dare un input, per far vedere delle crescite dell'aumento delle assunzioni dei lavoratori, avete inventato questo slogan, apertura dei supermercati anche la domenica, grande invasione, tutti quanti si vanno a spendere i soldi solo la domenica, mamma mia quanta gente, ecco. E dopo un'altra cosa, siccome che io ero un piccolo imprenditore, ho pagato poco, prendo poco di pensione ed è giusto così, ma non mi lamento. Però ogni anno ho fatto la mia denuncia dei redditi, ho dovuto farla, magari anche i 14.000 euro che lei prima diceva, lei non so quanti mi denuncia, ma io come azienda, i miei operai denunciavano quello che le davo, ma io come azienda denunciavo poco, ma voi della CGIL perché non fate un 7,30 a dimostrare al popolo italiano che voi avete guadagnato 1 centesimo, o perso 3, o guadagnato 100? Vorrei una risposta, grazie. Grazie. Oggi c'è l'anno se mi dà le mail io gli mando il mio 7,30, non ho nessun problema, perché è quello. Il bilancio della CGIL è pubblico, quindi è trasparente, tant'è che lo presentiamo ad ogni direttivo, quindi di fronte ai nostri iscritti, componenti di direttivi, quindi non c'è nulla da nascondere, possiamo mettere nero su bianco le risorse che abbiamo, i conti che facciamo, gli investimenti che facciamo, le tasse che paghiamo, perché sugli immobili paghiamo le tasse, altra, non vorrei che la prossima telefonata voi non pagate l'IMU, invece noi li paghiamo e tutto, quindi insomma non è quella la questione. Per la precisione, la riforma sui centri commerciali, o meglio la liberalizzazione, l'ha fatto il governo Monti, quindi si dice sempre il vostro partito, dicendo la politica ha fatto una sua strada, la CGIL ne ha fatto un'altra, poi insomma non è che si cancellino le relazioni del passato, ma nemmeno pensare che fosse proprio come una volta, insomma noi abbiamo scioperato col governo di centrosinistra del PD, quindi a dimostrazione che abbiamo sempre manifestato una nostra idea. Il problema è che il campo di sinistra oggi è un campo difficilmente che si fa fatica a ricostruire, penso sia un problema per tutti, non solo per la CGIL. Anche qui abbiamo anche dichiarato sciopero nelle giornate festive in cui hanno fatto le aperture, poi una volta che lo dichiari non è che deve farlo il sindacalista lo sciopero, devono farlo le persone. Poi noi possiamo andare là, siamo andati a volontinare, siamo andati qui campanacci, abbiamo fatto il giro, però se poi alla fine la gente per 1000 motivi ha paura e accetta questa condizione, bisogna prendere atto anche di queste cose, purtroppo. E cambiare strategia. Quindi, bisogna eventualmente cambiare strategia, ma le opportunità non è che non sono state date. Anche questo 25 aprile e il 25 maggio, laddove ci sono state le aperture, noi abbiamo attraverso i nostri rappresentanti detto benissimo, a questo punto, siccome non hanno voluto chiudere, mettiamoci in sciopero. Bisogna assumersi la responsabilità di farlo. Cioè, se andiamo a guardare la storia tra la prima e la seconda guerra mondiale e subito dopo la guerra mondiale, quando siamo arrivati negli anni 68, c'è stata una generazione che si è assunta la responsabilità di fare una battaglia in prima persona per dire, visto che c'è ricchezza bisogna redistribuirla in modo diverso. E dentro a questa battaglia, che è nata dagli studenti e poi presa dagli operai e dagli impiegati, il sindacato ha fatto la sua parte. Cioè il sindacato è quello che deve saper tenere insieme le persone che esprimono un bisogno. Oggi purtroppo le persone hanno un bisogno ma non si mettono insieme per esprimerlo. Ci pensa che ci sia qualcuno che ha la bacchetta magica. Se l'avessi non saremmo qua, né io
e tutti loro, ma non ce l'abbiamo la bacchetta magica. No. Sara Pasqualina, lei fa parte anche della segreteria confederale, quindi ha un focus insomma, proprio per quanto riguarda le donne. Volevo ritornare un attimo a parlare della situazione, della condizione lavorativa delle donne, al di là di chi lavora appunto in centri commerciali, in supermercati. Quali sono le difficoltà che ogni giorno vi trovate ad affrontare per quanto riguarda il lavoro femminile? Si è parlato tanto di politiche per le donne, di pari opportunità, ma da quanto ci state dicendo non è così. No, non è così, nel senso che poi le esigenze della donna e le esigenze delle aziende non sempre coincidono, combaciano, e quindi di conseguenza abbiamo difficoltà, cioè le donne hanno difficoltà oggi ad avere accesso al part-time, soprattutto in alcune realtà produttive, lì dove nella produzione è difficile organizzare con le modalità del part-time. Dall'altra parte, soprattutto nelle aziende artigiane, visto che prima abbiamo avuto anche qualche telefonata sulle aziende artigiane, è molto, cioè, ritorniamo a quello che dicevo prima, la disponibilità deve essere cioè deve esserci una grande disponibilità da parte della donna, e nel contempo stesso questa grande disponibilità nel momento in cui viene a mancare, perché io ho figli piccoli con le esigenze da portarli in giro piuttosto che starli dietro, e poi lì dove non ci sono le famiglie, i genitori che possono gestire i figli, perché poi l'ammortizzatore sociale oggi lo fanno i genitori che si prendono in carico di tenere i figli nei pomeriggi o di portarli a calcio piuttosto che a nuoto, insomma. E quindi lì dove non c'è questa opportunità, la donna spesso e volentieri si trova a dover rinunciare al posto di lavoro. Abbiamo un'altra che poi va a pesare sul ménage familiare, perché viene a mancare insomma, uno stipendio. Io ho visto situazioni proprio, visto che mi è capitato anche di recente, di una lavoratrice che con il marito si è messa a fare i conti, proprio per capire il fatto che lei, uscendo dal lavoro, se riuscivano a mantenere la famiglia. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno a lei e ai vostri ospiti. Buongiorno. Volevo porre un quesito e l'ho posto a molte persone e in varie circostanze, però nessuno mi ha saputo dare mai una risposta. A proposito dei capannoni e dei centri commerciali, i capannoni che vengono costruiti, da chi vengono finanziati? Dalle banche che dopo falliscono? I centri commerciali, da chi vengono finanziati? Perché se dopo chiudono e restano là tutti sti bei altarini grandi, com'è tutto il discorso? Cioè, il dubbio mi viene qua. Quando io costruisco qualcosa, finanzio, i finanziamenti da dove che vengono? La ringrazio, rispondiamo. A voi e buona giornata. Grazie, rispondiamo al nostro telespettatore subito dopo la pubblicità, tra poco. CGIL risponde di nuovo in onda. Ci siamo lasciati con la telefonata di un nostro telespettatore Vendrame che chiedeva chi finanzia i capannoni e i centri commerciali. Sono due discorsi separati, però sì, diceva i capannoni tendenzialmente era lo stesso imprenditore che li pagava. È chiaro che spesso per fare quell'investimento chiedeva credito alle aziende e alle banche, con tutto quello che comporta questo meccanismo, perché sappiamo insomma il sistema bancario veneto, anche rispetto alla concessione di crediti e debiti, che non è sempre stato particolarmente attento. Il meccanismo dei centri commerciali è leggermente diverso, nel senso che spesso i centri commerciali vengono costruiti da società ad hoc, quindi l'affare vero è costruirlo e poi far pagare l'affitto a chi ha il negozio dentro. Il negozio dentro è un altro tipo di meccanismo. Il problema è che spesso questi centri commerciali vengono finanziati da veri e propri fondi di investimento che hanno un atteggiamento di carattere semplicemente finanziario, è come che investissero in un'azione e quindi gli interessa ben poco qualsiasi risvolto di quell'attività, gli interessa solo e esclusivamente avere profitto e rendita. Il problema è che poi in realtà è una costruzione solida, ci sono delle persone che ci lavorano, delle persone che ci vivono attorno e quindi se hai questo atteggiamento è complicato, insomma. Questi sono i meccanismi che conosciamo noi. Spesso è vero che quei fondi finanziari, i soci chi hanno quelli che i soldi ce li hanno, cioè quindi spesso professionisti, come è avvenuto in alcuni casi ad esempio delle aperture nel Trevigiano, o stessi imprenditori che decidono di diversificare la loro attività. Però il meccanismo è questo, insomma, per quello che noi conosciamo.
Poi tra l'altro il meccanismo è infernale perché gli affitti per quegli spazi sono molto alti, per cui per starci dentro chiaramente dove vogliono compensare il tutto, pagando il meno possibile le persone, quindi li assumo in apprendistato, li faccio fare lo stage, faccio il contratto a termine, quindi uso tutte quelle formule che costano meno, quando invece per far girare meglio l'economia ci vuole un concetto di redistribuzione diversa. Fammi pagare il giusto l'affitto e non guadagnare tanto in poco tempo e dai un po' di più a chi lavora. Cioè, è solo un trasferimento, i soldi sono sempre quelli, basta trasferirli in modo diverso. Abbiamo fatto riferimento, avete fatto riferimento a tanti argomenti che inevitabilmente chiamano in causa la politica, che poi è insomma lì per decidere, per regolamentare vari aspetti. Politica che in questo momento, ad oggi, è ancora incerta per il nuovo governo. Abbiamo votato il 4 marzo, ad oggi insomma 26 aprile non abbiamo ancora un governo. Oggi il Presidente della Camera dovrebbe riferire al Presidente Mattarella, potrebbe il Presidente Mattarella dare ancora qualche giorno di tempo, potrebbe esserci questo accordo PD Movimento 5 Stelle, Vendrame e Barbiero. Come vedete dal punto di vista insomma per i lavoratori questa incertezza e questo futuro abbastanza tinte fosche per il nostro Paese, insomma non si ha ancora un'idea ben precisa di dove stiamo andando? Beh, non si ha un'idea, ma anche qui, come sempre, bisognerebbe avere un po' di memoria storica. Prima della legge elettorale che ha sancito il bipolarismo, anche se poi il bipolarismo non c'era, perché in quella fase comunque si sono moltiplicati i partiti, ma dovevano fare la coalizione, mettiamola così, e quindi all'interno delle coalizioni si giocava chi governava e poi magari litigavano all'interno della stessa coalizione, come è successo più volte negli ultimi 20 anni. Adesso siamo andati in un proporzionale che forse è peggio del proporzionale della Prima Repubblica, e allora bisogna ricordare come la democrazia cristiana riusciva a fare i governi di volta in volta con i socialisti, con i repubblicani, col compromesso storico. Quindi alla fine adesso è inutile che la girino, i grillini con qualcuno devono mettersi d'accordo, e siccome hanno sputato in faccia a tutti, ok, è difficile sputare in faccia a tutti e poi mettersi d'accordo, e lo stesso vale se faccio altri ragionamenti, però a questo punto la devono mettere via, perché gli italiani non hanno bisogno di vivere degli sputi in faccia che si sono mandati. Hanno bisogno di vivere avendo delle prospettive che intervengano sulle pensioni per chi ha la pensione bassa, che facciano le rivalutazioni, che intervengano su una diversa redistribuzione del reddito, visto che vogliono diminuire le tasse e pretendere anche che se si diminuisce le tasse bisogna aumentare gli stipendi, no, fare in modo che appunto il valore prodotto assuma una redistribuzione che non premi già chi sta bene e ha tanto, ma che dia soddisfazione anche a chi comunque genera il volume complessivo di produzioni che si fanno all'interno di questo paese, che poi vanno nei mercati. Oltre al fatto che poi tutto sommato dovrebbero anche provare a fare una legge elettorale che quando si va a votare il consenso ci sia e ci sia la possibilità di sapere chi governa il giorno dopo. Cioè, qui si è criticato molto, ma se andiamo a guardare quella che c'era prima, alla fine avrebbero fatto il ballottaggio e avrebbero deciso nel giro di 15 giorni chi governava, e ci sarebbe stato un ballottaggio tra grillini e centrodestra, e invece così centrodestra dice sì ma non voglio lui, centrosinistra sì ma non voglio l'altro, e alla fine cosa fanno? Vanno a votare di nuovo, quindi chiamano gli italiani, una dispersione di tempo, si sputeranno ancora addosso, diranno chi è più serio dell'altro, ma alla fine i problemi vanno risolti, senza contare che c'è una cosa che oggi non stanno raccontando, che l'Europa per il momento è calma, ma se non si mettono d'accordo farà come in Grecia e gli spiegherà cosa deve fare il governo, chiunque esso sia. Gli hanno spiegato anche a Tsipras da sinistra, che prima diceva che non andava ben niente, e quello che Tsipras contestava, quello che facevano i governi di prima, lo sta facendo lui, e tutti i greci lo stanno accettando alla fine della fiera. Vendrame. Io condivido, nel senso che c'era una gran fretta di governare il paese, andiamo al voto, votiamo, ognuno era il più bravo di quell'altro. Io uso questo eufemismo perché è un eufemismo, c'è un po' di amarezza, mettiamola così. Sono contento che si siano accorti che per governare un paese bisogna mettersi d'accordo, bisogna mettersi d'accordo, punto. Allora, quello che la CGIL chiede è evidente da tempo, la questione della riforma Fornero, la questione dei salari dei lavoratori, e che vuol dire fisco, la questione della legalità, e potrei aggiungerne tante altre. Il punto vero è che stiamo attendendo che il teatrino smetta e che si prendano la responsabilità di trovare un accordo, ma per risolvere i problemi delle persone, perché poi rispetto anche a tutte le consultazioni e tutto, io non ho ancora capito su cosa non vanno d'accordo, su cosa vanno d'accordo, qual è il punto su cui sono d'accordo tutti e via dicendo.
Capisco i meccanismi anche di consultazione, non sono perché sia in streaming gli incontri, ma almeno dire su cosa sono d'accordo o no, perché se sono d'accordo su 3 cose, tutti e 3, che si mettano tutti assieme e facciano quelle 3 cose, perché almeno le fanno per gli italiani. No, invece siamo qui a un teatrino, io penso che fino alle elezioni che in Friuli Venezia Giulia non faranno il governo, e anche questo dovrebbero spiegarlo agli elettori il perché, però spero che insomma presto si arrivi a un governo e poi, come ha sempre fatto il sindacato, la CGIL in particolare, valuterà quello che il governo mette in campo sul merito delle questioni. Se si propone la modifica della riforma Fornero, penso che la CGIL abbia qualcosa da dire. Se si propone una diversa tassazione, ad esempio sul lavoro dipendente, la CGIL ha qualcosa da dire, lo farà con chiunque governi. È chiaro che se poi non faranno quello che noi riteniamo opportuno per i lavoratori, metteremo in campo, come abbiamo sempre fatto, l'esercizio della critica, la mobilitazione se necessaria e via dicendo. Il punto vero è che devono in qualche modo decidersi, perché il tempo passa e, come diceva Paolino, è particolarmente giusto, non è che i conti pubblici italiani ci permettano di fare tanti, voglio dire... Ultima battuta con Sara Pasqualini, l'appuntamento 1° maggio, Vittorio Veneto. Il tema è appunto quello delle morti sul lavoro, per mettere fine a questa piaga, a queste croci sul lavoro. Che cosa il messaggio alla politica che è chiamata qui in primo luogo e a chi offre lavoro per fare un'attenzione? I corsi vengono fatti, viene sensibilizzato, però manca ancora molto, manca per raggiungere l'obiettivo. È un problema di cultura, dal punto di vista di chi, anche del lavoratore in primis, perché deve stare attento ovviamente alla sua salute. Io sono dell'idea che quando uno parte da casa per andare a lavorare deve tornare nelle stesse condizioni a casa alla sera. E dopodiché alla politica si chiede che ci sia un intervento dei controlli più massicci, delle procedure chiare nelle quali tutti i soggetti vengono coinvolti e nella quale si cerca di uscire da questa situazione, perché purtroppo è insostenibile crescere dal punto di vista del lavoro, della modalità del lavoro, ma con la modalità che abbiamo detto prima, che è molto flessibile, e dall'altra parte non garantire una tutela sul posto di lavoro. E ricordo che un lavoratore si può rifiutare di fare la prestazione lavorativa se valuta che il suo lavoro non è sicuro. Lo può fare, la legge lo tutela. È chiaro che a volte è sotto ricatto, quindi so benissimo che deve prendersi una responsabilità per fare una cosa del genere, ma la legge lo tutela rispetto a questo. Quindi il lavoratore può anche in qualche modo dire no, non svolgo quel lavoro perché non ci sono le condizioni di sicurezza, e si interviene per fare in modo. Vuol dire un esercizio di responsabilità, però a volte è necessario, altrimenti metti a rischio la tua vita. È importante sopra ogni cosa. Poi aspettiamo in piazza tutti i lavoratori, anche 1° maggio, pensionati, ma anche i lavoratori. Esatto, ore 10 a Piazza Minucci per quanto riguarda i lavoratori CGIL e CISL UIL di Treviso e i pensionati. È bene che della provincia di Treviso, è bene che a Vittorio Veneto diamo un segnale che siamo in tanti, così insomma dimostreremo che il 1° maggio ha un senso. Possono e secondo me ce l'ha ancora. Chi è scettico. Ringrazio Giacomo Vendrame, ringrazio Paolino Barbiero, ringrazio Sara Pasqualini per essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori, buon proseguimento di giornata su Antenna 3, arrivederci.